Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati con il secondo episodio di Caffè Sospeso by Lollo, il podcast targato Calcio Napoli 24 TV che esula un pochino dal calcio. Vi porteremo a conoscere tanti ambiti della nostra napoletanità e non solo. Buonasera da Riccardo Catapano, con me c'è il nostro Vincenzo Testa. Buonasera Vincenzo. Ciao Riccardo, buongiorno, ciao Riccardo. ma in realtà è buonasera. È buonasera, ma avresti mai pensato che nella vita saremmo stati in competizione con Sanremo? L'avresti mai detto? Sì, perché sono un sognatore. Bravissimo, bravissimo. Infatti tu canterai prima della fine della puntata. No, io dopo qua odierna vado a Sanremo e faccio la serata cover. Ma quanto ti prendi di cachet? No, pago io per andare. Va bene, anche perché noi abbiamo parlato nella prima puntata di musica. Quest'oggi però non parliamo di musica, parliamo di teatro e di comicità. Lo sai con chi lo facciamo? Con Emanuele Cerruti. Ciao Emanuele, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Come stai? Per fare competizione a Sanremo, l'unica persona che poteva fare competizione a Sanremo. L'ultimo scarto, l'ultima... No, non c'erano altre persone che potevano Sono competere. tutti a Sanremo, quindi ci siamo... Carlo Conti ha detto che non poteva. Sì. Amadeus va in competizione. Amadeus, esatto. Sarebbe troppo nell'occhio, effettivamente. Però comunque la settimana di Sanremo ti crea un po' di hype, Sì, ma anche diciamoci perché la verità, già da lunedì, quando è uscita la puntata di Falsissimo di Corona, già è successo di tutto. Quanti sono? 30 quest'anno? Quanti sono di No, cantanti in gara? 3, no. 29? Vabbè, si fa pure 4. 29,3 mi pare. Uno si è fatto fuori da solo. Uno si è fatto Sì. fuori da solo, come si fanno le 4 di mattina? No, all'1:20, alle 1:20 finisce. Non hai seguito gli altri giorni? Martedì, mercoledì e giovedì è finito presto. la puntata, quindi... Ah, perfetto. Ottimo. Perfetto. Allora, caffè sospeso a Napoli, tu lo sai cos'è il caffè Sì, sospeso? sì. Ovviamente da napoletano lo sai benissimo che cos'è il caffè sospeso. Il nostro Vincenzo Testa sta iniziando a capire un po'. Perché la mia generazione, tu che anno sei? 95. 95, io sono 97. No. Nella nostra generazione non è che si è portato tanto il caffè sospeso. Anzi, ci siamo più lamentati che il caffè era aumentato di prezzo. Quindi siete molto più giovani. No, siamo Sì. molto più tirchi. Tirchi, Ecco, molto. anche questo qua. Vado alle ciance, perché il protagonista non è, con tutto rispetto, il nostro caffè, poi dopo parleremo anche del caffè sospeso e di come funziona, ma Emanuele, insomma, abbiamo parlato di comicità, di teatro. Da dove nasce la tua passione e quando hai deciso questo è il mestiere che voglio fare? Figlio d'arte, sei stato spinto, cioè che tuo padre ha detto no, fa questo, oppure è stata una tua passione che è nata proprio guardando tuo padre? No, sono stato spinto nel senso con passeggino proprio, perché fin da piccolissimo mi sono proiettato in questo mestiere. Nel mio piccolo spazio, lo dicevamo prima, il Teatro Il Siparietto che sta a Ponticelli, e andavo a vedere lì le prove di mio padre, quindi fin da neonato praticamente sono stato proiettato in questo mondo fantastico che era il teatro, vedendo praticamente dal passeggino questi omini che dicevano cose strane, facevano movimenti bizzarri sul palco, e quindi da lì è nata questa passione. Non sono stato costretto, ma diciamo di sì. Ok. C'è poco mai del papà ti porta a lavoro, come si chiama macellaio, panettiere, e guardi e impari e capisci, diciamo, tutto quello che c'è da capire, ecco. E quindi sono stato proiettato in questo mondo che da subito è diventata la mia passione, ecco. In proposito di, insomma, figlio d'arte, come ricordava il nostro buon Vincenzo Testa, è stato più per te uno sprono oppure hai sentito il peso della responsabilità quando hai deciso di iniziare questa carriera? Guarda, secondo me dipende anche molto dal carattere di una persona. Io ho avuto sempre un carattere molto arcigno su determinati miei ambiti della vita. Cioè, sono molto, diciamo, mi sprono da solo, in un certo senso, capito? Tipo, anche da piccolino, ecco, tornando all'ambito calcistico, giocavo molto bene a calcio, ero un terzino, e prima di un provino, per esempio, l'osservatore disse no, io voglio quel mastrino napoletano, perché difficilmente io mollavo il pallone, mollavo l'avversario. Quindi ho sempre avuto le idee chiare su cosa dovessi fare nella mia vita, no? E diciamo questi ostacoli che, diciamo, porta ad essere un figlio d'arte, perché secondo me ha molti più svantaggi che vantaggi, li ho sempre trovati come uno spruno. Poi ovviamente ecco, i pregi sicuramente quali sono? Che fondamentalmente impari prima determinate cose, perché io comunque ho fatto 3 anni di accademia teatrale, ho fatto scuola di cinema, all'università comunque ho studiato comunicazione, però parliamoci veramente, quello che ho imparato sul campo con mio padre non l'ho imparato da nessuna parte, quindi... Ti sei proposto anche come terzino? No,
no, perché un Napoli non ti va a Ha bisogno, A sinistra soprattutto. A sinistra soprattutto, però Quindi non se Conte ci sta seguendo e ci sta sicuramente seguendo, magari facciamo fare anche un po'. E là voglio ridere, mo c'ho, perché No, questo è il parlando di momento, comicità. Perché in vista della Lazio dobbiamo anche... sì. Ma all'ultimo facciamo così. Vabbè, hai visto? No, non guarda. me la Parametro sento. zero, lo faresti a parametro non me zero? la- A parametro zero prende dallo stipendio. Tanto Ok, faccio una brutta ok. figura, però bello, Ci bello sta. milione a fine mese. Stai non- tranquillo. Non fa mai male. Ma che ce ne porti le critiche? Tu che hai studiato recitazione, andare in scena per uno spettacolo comico è uguale ad andare in scena per uno spettacolo drammatico o di genere diciamo più tragici che fanno meno ridere? Guarda, sicuramente far ridere è molto più complicato di far piangere, tra virgolette, perché oggi soprattutto far ridere è diventato molto difficile, perché siamo pieni di input provenienti dalla TV, dai social, dal cinema, eccetera, eccetera. Però io penso che l'essere comico un po' si nasce, qualcosa si impara, ma di base si nasce. Cioè saper far ridere secondo me è una dote. Mentre secondo me diventare un buon attore ci si può diventare anche studiando, ecco. Ok. Bella questa cosa della comicità che è cambiata. Sì, questo È cambiata, però lei ha sicuramente. detto una cosa importante, Cioè? i social ha nominato quelli. Sì, Secondo ma è me quello che fa la quello differenza. cioè, anche nel ramo insomma, della comicità, quello ti complica tutto, perché un po' tutti adesso tra Reel, tra Instagram, TikTok, Sì. pensano un po' di poter fare i comici, andando un po' a banalizzare quello che invece è il percorso e il lavoro che c'è per arrivare poi a determinati livelli. Io una cosa che dico sempre anche con i miei colleghi che ho intrapreso il percorso teatrale, noi abbiamo fatto un percorso completamente inverso da quello che è la mia generazione, cioè siamo partiti dalla TV, dal teatro per poi finire sui social. Questo un po' ci ha avvantaggiato perché noi tante cose le abbiamo imparate prima, siamo forti tra virgolette sui social, ma avevamo una struttura teatrale, ecco, degli studi teatrali abbastanza importanti, sia io che appunto i miei colleghi che poi ho fatto lo spettacolo. Questo cosa ha scaturito in un certo senso? Che avendo una popolarità sui social, chi è venuto poi a teatro non è rimasto deluso. Sicuramente oggi la mia generazione che parte sui social è svantaggiata perché per poi fare un percorso per portare il tuo pubblico dai social al live, mo che sia il teatro o magari con la stand up oppure qualsiasi cosa che diciamo comprende il live, è molto più complicato. Perché ci sono dei tempi che sono a maggior ragione più lunghi, cioè devi prendere come le cosiddette pummarolo in faccia, no? In un certo senso. Sì. Cioè io ricordo serate al TAM di Napoli alle prove di Made in Sud che noi io e mio fratello andavamo, ma c'erano momenti che la gente non rideva, sai, se 3 persone in sala e quel gelo totale sulla battuta E tu che lì, cioè, come la vivi lì sul palco, vedendo che forse non hai presa sul pubblico, per te che sei calato, tra virgolette, nella parte, cioè come riesci a mantenere poi la concentrazione e andare avanti? Non può fare niente là, là È è un gol sbagliato a porta vuota, ti tieni il 4,5 in pagella e speri che finisca quanto prima diciamo l'esibizione, perché poi essendo cabaret massimo 4 minuti sì, e tu vai sì, corri sì. e dici ma una già, non può fare. te ne scappi dal palco. 4 minuti eterni. L'ultimo periodo di Made in Sud. Come 4 minuti di recupero quando stai in gol di vantaggio. Sì, quello è praticamente un po' come è successo nell'ultima partita, praticamente. No, quello al contrario, è che praticamente finiscono prima. Sì. Ma l'ultimo periodo di Made in Sud, io non capivo questa scelta stilistica. Quando i comici facevano le battute, c'erano gli applausi invece delle risate. Perché praticamente le ultime edizioni facevano metà puntata in diretta e metà puntata registrata. Quindi praticamente pezzi orrendi tipo i nostri. No, sto scherzando, però è stata molto formativa come esperienza. Tipo gli ultimi pezzi praticamente mettevano le risate e gli applausi finti. Sì, capito? no, ma infatti le risate finte ci stanno. Sì, Io non sì. capivo gli No, applausi. anche gli applausi, perché mi ci vedranno proprio che incoraggiamento. Applauso di incoraggiamento. Applauso di incoraggiamento. Ci sta. Allora, quello del post produzione poi si possono aggiungere gli applausi. Sì. assolutamente, Aggiungete le risate. Tipo stasera può aggiungere un sacco Oggi siamo quasi così random, così mentre Ogni volta parliamo. che parli tu, Sì. applausi. Bellissimo. Applauso. Facciamo così. Io dico ciao
Applauso. È partito, questo è partito. Noi non lo possiamo sentire, ma partirà. C'è, ma guarda, ci sta il pubblico. Sì. Tu in che anno hai fatto Made in Sud? Uno degli ultimi anni adesso era. è un periodo della mia vita che ho cercato di abolire. Di dimenticare. Penso di dimenticare. No, però l'ultimo era l'anno prima del Covid, quindi penso dal 2015 al 2018, penso, 2019. Quindi prima, diciamo, della tua viralità sui social? Sì, molto prima. No, Ok. ma lì è, diciamo che è un percorso che io, ecco, quello è stato conseguenziale al social, nel senso che io ricordo benissimo, stavamo in una prova con il Rai, nello studio Rai, l'auditorium Rai, e c'era praticamente Paolo Cagliazzo che si è seduto a fianco a me e mio fratello, che ci vedeva tristi perché a volte non uscivamo, poi uscivamo in tarda serata, eccetera, eccetera, e lui ci disse: ragazzi, ma voi che vi deprimete, tra virgolette, a fare? Cioè, nel senso, voi, il vostro pubblico è sui social, che ci fate qua? E sai, da lì sono quelle frasi, quelle citazioni un po' comunque di una persona più adulta e soprattutto con più esperienza, che accendono la lampadina e dici: ti cambiano la vita, poi. esatto, secondo me ha ragione, ti cambiano la vita. E da lì stesso poi, quando iniziamo il percorso, alla fine del nostro percorso televisivo, mio e di mio fratello, aprimmo poi il canale TikTok. E quindi da lì un po' è iniziata diciamo, il mio percorso, che poi mio fratello ha lasciato, quindi il profilo automaticamente l'ho trasformato Nel tuo. nel mio, che ad oggi poi dico: Alleria, guardate quanti trasformai nel suo profilo. Da lì poi è iniziato il mio percorso un po' casuale sui social. Ci sta, tuo fratello ha completamente abbandonato questo? No, mio fratello è dietro le quinte, tra Ok. virgolette. Lui è un ottimo videomaker. E poi sì, ad oggi comunque riprende un po', fa dei video con me, un po' a teatro con mio padre. Sicuramente la sua passione non l'ha abbandonata, ma solo messa da parte per un po', diciamo. Bello, bello. Voglio trovare un altro parallelismo con il calcio, poi ne parliamo di calcio, perché so che tu insomma lo segui molto e sei grande tifoso del Napoli. Napoli a gestione familiare, mettiamola Sì. così, la società, anche un pochino, insomma, quello che è stato il vostro canale social, il vostro successo è stato a gestione familiare, perché abbiamo visto Sì. i video, per esempio, di vita vissuta, perché immagino che spesso succeda anche fuori dalle telecamere, tuo papà che cucina magari o fa finta di cucinare e voi che orbitate attorno Sì. a tuo padre, perché anche quelli sono diventati effettivamente poi virali, quei Sì, video lì. al di là dell'aspetto comico, perché comunque lo facciamo di mestiere, comunque è una famiglia la mia parecchio bizzarra, nel senso che mio padre si è separato, quindi ha due figli si dice di primo letto in questo caso, di secondo letto, e poi ha una moglie sudamericana con due figli, quindi abbiamo praticamente ha due figli grandi, capito, di gym molto più grandi degli altri due, gli altri due comunque, capito, con una carnagione anche mutata, eccetera, eccetera, poi c'è sto cane, poi c'è sta moglie sudamericana, e praticamente I casa Cesaroni. mia- no, è una sitcom proprio, cioè quindi chi ci vede dall'esterno dice no, è una famiglia veramente pazzesca, poi veramente siamo molto molto uniti, quindi quei video che facevamo fondamentalmente per ridere vengono in maniera molto molto naturale, poi un po' di mestiere uno ce lo mette, però sicuramente ma in questo in generale, quando si fanno i contenuti, ecco, soprattutto quando si parla di comicità, voi comunque fate un mestiere tra virgolette di sport giornalistico, Comico, Stava anche il dicendo nostro. comico, Al era- nostro- no. al nostro modo anche comico. al no, nel momento senso di giusto. di informazione no, è di diverso, però sicuramente a noi per far ridere, secondo me, si fanno dei contenuti con tanta spontaneità e Autenticità. leggerezza, sono quelli che funzionano. Quando forse li programmi troppo non Che funzionano. è quello che un po' i social fanno alla fine, la comicità che funziona sui social è quella autentica. Assolutamente sì. Molte persone che cadono accortando. Parallelismo con il calcio, che comunque ci tengo a dire, per esempio Made in Sud è stato un contesto dove io, ecco, facciamo un esempio con un calciatore, no? Un calciatore ci sono delle squadre dove non si ambienta bene, dove non riesce a Certamente. rodarsi, eccetera, eccetera, poi uno trova il suo mondo e magari va da un'altra parte, in un altro Chiaro. ambiente. Trovi l'allenatore giusto. L'allenatore giusto, Ed ecco, esplode. esattamente. In questo caso l'allenatore l'ho fatto io per me stesso, un po' in gestione mia. Però ecco, riesci a esprimerti al meglio, ecco, secondo me la carriera del calciatore e quello dell'artista, secondo me, siccome è fatta di scelte anche soprattutto, ecco, personali, la carriera fondamentalmente la decidi anche tu con i sì e con i no, secondo me si assomigliano un po'. Questo lo trovo giustissimo, proprio nel percorso poi, è sicuramente poi diverso tra tutti quanti noi, tra i comici, tra i giornalisti. Tu cosa fai invece? Io sono
Sono un Cosa po' sei? tutto, Cosa sono un po' tutto. Tu sei Un medico, un avvocato. Anche tu terzino, nasci Anche tu anche terzino. tu. Sì. Però Sì. mo ormai mo posto che mo No, vabbè, facciamo a turno, io ti aspetto in panchina. Se vuoi giocare tu con la Lazio che è più difficile, mi gioco la Lazio. Sì, prendo io i pomodori. Sì. No, però quello che dicevi secondo me è sicuramente giusto e anche l'insegnamento a chi, tu poi sei giovanissimo, sto dicendo a chi giovane si sta avvicinando a questo mondo, insomma, Sì. tu sei ancora giovanissimo. Poi tra l'altro, possiamo dire chissà che cosa. No, la curiosità è quando hai detto a tuo padre, papà, ho deciso, faccio il comico o faccio l'attore. C'è stato un piantino, sì, una Cioè tuo padre che commozione. ha detto sono felice oppure chi tuffa fa? No, in realtà la risposta è la seconda, nel senso chi tuffa fa. E io per questo non gliel'ho mai detto. Ho sempre capito. Papà, sto studiando per fare il medico. Facciamo una compagnia amatoriale. No, tanto la laurea me la sono presa perché mamma Ok, ci teneva ok. pure. Questo è Però giustissimo. in comunicazione Ok, veramente sono ok. nell'ambito. Siamo colleghi allora. Sì. Io praticamente che facevo? No, facciamo una compagnia amatoriale. Per esempio, il problema di Sud io non l'ho detto che lo andavo a fare. Quindi è una sorpresa. Sì, lui casualmente, tra parentesi, era uno degli autori, doveva essere lì per fare il provino. Sapevo che quel giorno non andava e io e mio fratello ci siamo presentati. Poi ovviamente c'è Steven, persone che io reputo zii, lo stesso produttore di Made in Sud, i produttori sia Mario che Nando, ma poi ci stava Paolo Caiazzo, Che già conoscevate da tempo. Io chiamo zio, conosco da tempo, quindi loro secondo me erano anche costretti a dire di sì in un certo senso. No, a parte gli scherzi, però ho fatto sempre tutto con la massima delicatezza, proprio per non dargli anche lui il peso, perché comunque capisco che per un padre anche le stessa esperienza di Menezuggi, che lui era dietro alle quinte, comunque è stata un'esperienza faticosa. Sì. E quindi per un padre, sai, quando ecco, magari fai un torto a te ma non a tuo figlio, quindi lui viveva in maniera molto amplificata, Sì. perché comunque doveva pensare al suo lavoro, ma doveva pensare anche ai suoi figli che li teneva lì nel posto, cioè in quell'ambiente lì. Però diciamo che è stata un'esperienza super formativa. Io di base non è che preferisco, lo dico chiaramente, non è che preferisco tanto lavorare con papà, cioè nel senso è sempre meglio scindere le due Evitare. cose. No, ma non per Ci siamo altro. tutti d'accordo. Sì, lavorare il con lavoro a papà, casa, sì. È complicato, ma anche per una questione semplicemente che mi piace percorrere, Essere trovare la libero, mia diciamo, strada, sì. ecco, e farmi cadere anche da solo in un certo Come senso. funziona Made in Sud? Cioè ci sono degli autori per tutti i comici? Ci sono degli autori di riferimento per i comici, poi certo ci sono comici che se lo scrivono da solo da solo il pezzo. Però per esempio papà aveva gli Arteteca, Enzo e Sal, diciamo degli sketch, cioè dei personaggi che sono due o più, o magari un trio o più persone, perché si poteva tranquillamente diciamo fare uno sketch, perché comunque venendo dalla commedia qualcosa, certo il monologo ecco non è la sua pasta in un certo senso. Infatti io ricordo quando facevo zapping, che non c'era la TV on demand, arrivavo fuori corso, andava sempre in onda, ma tra l'altro sì, ho visto ormai, anche che non si paga la SIAE, fuori corso accompagnava le serate praticamente. È durato qualcosa tipo 10 anni, pure di più metà forse. delle famiglie, cioè c'era fuori corso e poi c'era un posto al sole. Sì. Cioè era quello lo papà non step. sa fatti gli stessi soldi che la gente pensa a male. Sì, anche Ale e Franz non esisteva ancora all'epoca. Sì, no, ma lui loro se avessero fatto il salto nazionale era su quella scia lì, Ale e Franz, Ficarra e Picone, Aldo, Giovanni e Giacomo primo ovviamente. Loro sicuramente potenzialmente potevano diventare quelli, poi ovviamente la vita dell'artista è fatta da tanti ostacoli, Chiaro. è complicato, ecco. Stavo pensando a un fuori corso adesso. No, è quello che vorremmo fare noi con in chiave moderna adesso, che secondo me avrebbe un eco. Guarda, dicono che la sitcom in Italia non funzioni, però io sono dell'opinione di mio padre, perché non la sanno fa. Nel senso che la sitcom si sposa molto con la commedia napoletana, per esempio, no? E in fuori corso, parlando comunque un linguaggio fondamentalmente giovanile, che è giovane anche oggi paradossalmente, no? Si sposa con magari la Campania perché era un linguaggio diciamo napoletano, ma non è detto che non si potesse sposare con magari un linguaggio nazionale. Il salto purtroppo nazionale non l'ha fatto, però secondo me potenzialmente è un qualcosa di veramente forte che in Italia ancora non è stato esplorato, perché poi se pensiamo all'America, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Friends, io mi ricordo un passaggio di mio padre che andammo fuori all'acustica perché c'era una produttrice romana che aveva contratti internazionali. Mio padre scrisse una puntata zero per una sitcom romana e lei disse: sei stata invitata anche tu in un grattacielo di New York per scrivere la prossima sitcom. Mio padre rifiutò
posso mai dimenticare questa cosa, che poi ci pensi, se sì, non ha permesso tutte cose, no, veramente no, a parte gli scherzi. E mio padre rifiutò, ovviamente, che già c'aveva me e mio fratello, aveva il percorso teatrale ben avviato, però farvi capire che comunque secondo me la sitcom funziona, però in Italia c'è ancora qualcuno che non la sa fare come Stavo deve pensando che essere molti fatta. tuoi video virali sono Esattamente. esattamente Facciamo la così, sitcom, commedia. insomma. Ma quello che noi c'ha la nostra fortuna che poi ha portato la gente a teatro, abbiamo avuto un grande successo a teatro, fondamentalmente è proprio questo, cioè quello che facciamo sui social, la gente, le persone sono molto intelligenti, cioè noi magari con i social, la gente si sta stupidicendo, come si dice, sta diventando stupida, non mio vero. Sta andando a Roccarasi? No, esatto, Ma sei perché politicamente sta andando a scorretto. Roccato, no, dite. perché secondo me c'è pubblico e pubblico, ovviamente Sì, una cosa sì, del chiaro, genere chiaro, fa l'eco sì. che deve fare, quindi praticamente sembra che tutti quanti Assolutamente, sono assolutamente. ma in realtà no. Cioè il mio pubblico, ma quello diciamo di Vico Galleria, vede i nostri video, dicono secondo me questi qua possono interessarmi a Sì. teatro, posso andarli a vedere a teatro perché non fanno un qualcosa che è Esatto. completamente diverso dal social, e quindi noi riusciamo a portare il nostro pubblico a teatro, perché noi fondamentalmente, come avevi detto tu poc'anzi, facciamo la comedy, facciamo la sitcom sui social, ecco. Che è un po' là dove la gente empatizza, perché dice anche a me è successo. È un po' Esatto, una sì, gestione indicizzata dei social in questo caso. Esatto. Sì, Che tu sì, utilizzi sì. il mezzo social in questo caso come una sorta di presentazione per veicolare poi quello che è il tuo progetto un po' più Assolutamente grande sì. per arrivare poi al teatro, e credo che sia un modo giustissimo. Ma i social infatti sono forti in questo, l'algoritmo. non solo purtroppo. Infatti la cosa, cioè, io nasconderei un sacco il mio algoritmo, perché se tu vedi l'algoritmo di una persona capisci tutto di Ci quella sono persona. tante ragazze in costume No, con balletti assolutamente, scursi. stanno tutti- non fare il Allora mi esce Super Quark, Vabbè, Geopop. Geopop ti esce, vabbè. Se Calciolapoli 24. Calciolapoli 24. Sì, vabbè. ci sta. Napoli dice fatta accattà a chi non non sa. sa. Vabbè, non so neanche cosa significa, non voglio approfondire. Non è niente di male, c'era un modo. No, più che altro parlavamo del napoletano, perché tu dicevi a livello nazionale, magari prima poteva essere visto anche lo spettacolo in napoletano un po' un ostacolo per superare le barriere, diciamo così, regionali. Sì, Adesso vedi che la lingua napoletana in Italia, non dico che la fa da padrone, sì. ma quasi. L'abbiamo visto nel campo della musica, nel campo dello spettacolo. Cinema, televisione. Basta vedere anche Stefano De Martino per esempio. Sì, sì, Insomma, sì. in questo momento, diciamo così, la lingua napoletana, in generale l'artista napoletano è un po' sulla cresta dell'onda. Sì. Quindi questo è Allora, anche un eco che voi sentite. l'artista sì, sono d'accordo al 90% con il tuo discorso, nel senso che la musica è un veicolo differente. Noi spesso cantiamo e ascoltiamo canzoni in inglese, ma non sappiamo anche che sta dicendo quello che canta, no? E la musica quindi è un discorso a parte, magari ecco, genera un successo proprio internazionale, ci sono anche rapper francesi del Sud America che ascoltano Jolie e dicono questo è fortissimo, però ovviamente non capiscono nulla del napoletano. Stessa cosa secondo me, prodotti come per esempio Gomurra, Mare Fuori, lì sono contestualizzati, cioè lì il napoletano è forte ma perché di base il soggetto è forte, cioè la storia Sì. è forte, no? Quindi la gente Sì. un po' col sottotitolo se la vede, ma se io mi devo sedere davanti a uno schermo oppure a un teatro, a una poltrona per ridere, hai un'attenzione soprattutto diversa perché sei molto più leggero, cioè io mi devo sedere ma tu mi devi convincere a Certo. ridere, ok? Rispetto a una serie che io me la voglio vedere, la serie di Comura me la voglio vedere perché sono anche incuriosito, interessata a quella cosa lì, invece lì tu anche con un fare di sfida io mi siedo e mi devi far ridere. Quindi è diverso. Tant'è vero che per esempio ci sono alcuni artisti tipo Salemme che quando vanno fuori a fare il proprio spettacolo tipo ripetono la battuta in napoletano che ad orecchio effettivamente fa più ridere, perché se io dico una battuta tipo Boschi Capolimondo oppure che ne so Pasatiel di per sé, per non è ovvio che- o Cotugna, la parola fa sorridere, quindi io magari solo che la dico a Napoli, se la dico a Milano nessuno diverso. capisce. Quindi Salemme per esempio usa questo stratagemma che dice la battuta in napoletano e poi la ripete in italiano. Cioè, ok, tipo, la traduce. ma camma fa, ma che facciamo, capito? Una cosa proprio così live, sicuramente noi per fare un salto nazionale dovremmo modificare la nostra, tra virgolette, il nostro modo di comunicare, però attenzione senza snaturarci, perché sicuramente la nostra forza è quella, la naturalezza. La naturalezza del napoletano e quell'accento lì comunque fuori funziona. Quando abbiamo dei commenti tipo c'è il commento mamma mia solo perché parli napoletano mi fa impazzire, stiamo parlando
anche per esempio con influencer per esempio di Roma, io e Peppe 2 o 3 giorni fa siamo andati a vedere una prima di un film che uscirà a breve di Paolo Genovese e noi eravamo rappresentanti di Napoli e sai quando parli la nostra naturalezza è che anche con persone che non ti capiscono ti esce la parola napoletana e loro super estasiati solo per il suono. Bisogna trovare una via di mezzo, non per esempio come Giulieve che fa tutte le canzoni in napoletano, noi magari ci dobbiamo far comprendere ecco la costruzione della battuta dello sketch in italiano, poi magari la chiusa, la battuta la puoi fare tranquillamente in napoletano. Ecco. Molto perché hai le idee veramente molto chiare. Man mano con te, questo sicuramente mi ha aiutato tanto il mio percorso di studi. Sì, perché... si vede che c'è proprio uno studio dietro quello che fai e che state portando. Però no, studio su carta, nel senso che io l'ho fatto sul campo e soprattutto secondo me ecco studiare, io ho fatto comunque da un liceo classico che l'ho fatto come l'ho fatto, nel senso ho debiti bocciati perché sì, poi comunque ho fatto università, sicuramente il fatto condivisa un po' da tutti. Esatto, sicuramente ecco studiare e soprattutto viaggiare, lo dico sempre quando vado nelle scuole, anche per esempio a presentare il mio libro. Sono sempre di un'idea ai ragazzi dico sempre ragazzi studiate ma soprattutto viaggiate, cioè aprite la mente perché è una cosa che ti arricchisce tantissimo. Assolutamente. Mo sembra un po' un filosofo però no, ha nominato il libro, approfondiamo il libro. Esatto, è un altro step a proposito insomma di filosofia e filosofia perché è un libro non sulla comicità ma sull'amore. Sì. Come è nata sta cosa sull'amore? Ma perché io insieme... Allora, innanzitutto bisogna dire che tutti i comici di base sono malincomici, ecco, come il trio dei miei cari amici tra Venzi Gennaro che è venuto anche nelle scorse edizioni, avete? Sì. Sì, perché di base l'artista è malinconico, cioè soprattutto il comico è malinconico, cioè non ci sta, cioè è difficile che il comico quando va a mangiare la pizza oppure esci tra gli amici è l'anima della festa. Perché di base vive proprio una vita triste, cioè parlandoci chiaramente. E io ho sempre avuto una vena romantica, come il mio amico, lo stesso collega Peppe, abbiamo sempre avuto delle vene, diciamo, ecco, malinconiche, romantiche, eccetera, eccetera. E quindi avevo l'esigenza proprio da artista, un'esigenza artistica di esprimermi attraverso il libro un romanzo rosa. L'ho fatto ovviamente con la massima cautela, come mi sono sempre, diciamo, approcciato a qualsiasi nuovo lavoro, cioè nel senso più affidandomi che altro, nel senso che ho comunque avuto la mia ghostwriter, ho avuto Oreste Ciccariello che per esempio collabora appunto con lo stesso Gennaro, Cicchella eccetera eccetera, che mi hanno aiutato in questo percorso e devo dire la verità è stata una bella cosa perché è una cosa che volevo fare proprio da artista, mi sono liberato. Si è tolto quasi un peso. Un peso, nel senso che è stata una bella esperienza, l'ho fatta, l'ho voluta ed è uscita comunque anche senza pretese, nel senso che non è che pretendevi fu libro come per esempio settimanalmente io già fu video, capito? Quindi l'ho fatta con massima leggerezza. È bella sta cosa perché è un po' come i psicologi, no? Che quasi tutti si avvicinano a studiare psicologia dopo che hanno avuto problemi e dicono no, devo studiare psicologia in modo che aiuto gli altri. E come è un po' così, è malinconico, però cerca di far ridere gli altri per non farli soffrire come lui. Sì, probabilmente sì, è proprio il fatto che tu devi esprimerti in qualche modo, capito? Esprimere la tua, ecco, il tuo lato, diciamo, sereno, comico, divertente, eccetera, eccetera, lo fai attraverso l'arte, probabilmente. Bello, Ricca, tu come ti esprimi? Con Napoli. Generalmente parlando, qualche volta scrivendo, però mi esprimo così generalmente. Ci sta. Bravo, hai fatto un bel pensiero. Ma ogni tanto mi sorprendi, quando il mio cervello va in blackout io mi esprimo. È strano già che sto parlando perché ti esprimi con la musica, che è un musicista tra l'altro. Ah, tu sei musicista? Poco, così dico. Cioè lui dice così, io non mi definisco, io sono... Però è vero questa cosa che pure Gennaro è molto... Mo sta facendo tutti i contenuti sull'amore, Gennaro praticamente. Sì, no, Gennaro è super romantico, super malinconico. Sì, poi cose esistenziali sulla vita, nessuno ti capisce, tutto il mondo fa schifo. Infatti quando venne qua... siamo un po' in generale, una generazione di depressi. Sì. Vabbè, noi sì, tu sei di un'altra generazione, Ricky. Sono del 90, ma adesso tu so giusto, quasi Gen Z. Sì. Diciamo che il virus hanno fatto i nostri genitori. E su quello siamo tutti d'accordo. Loro hanno vissuto benissimo. Hanno trasmesso la malinconia. La malinconia, anzi, e cose. Sì, ma anche se i nostri genitori, comunque non è che le relazioni non erano toxiche ai tempi dei nostri genitori, erano
particolari, cioè succedeva qualcosa, però subito lo superavano. Invece noi loro. Però ci sono state molte. Moriamo proprio veramente. entriamo in questo mondo. No, ci sono state anche molte separazioni. Sì. Quindi capito perché? Perché mo ci si fidanzavano presto, non era come la generazione dei nonni, che la nonna mo ci stiva a casa, non so veniva a sapere. Statisticamente i divorzi sono diminuiti tantissimo nella nostra generazione, rispetto così come i matrimoni, tra perché l'altro. tu prima Magari pure Tra l'altro, non so se lo sai, giusta, Riccardo si è appena sposato. a luglio. No, perché prima di trovare la persona giusta, giustamente, hai tante relazioni passate fallite, capisci e sai cosa vuoi. E sai cosa vuoi. Tra l'altro anche tuo fratello si è sposato da poco. Sì, e mi ha invogliato a me a fidanzarmi, davvero saluto la mia fidanzata e posso dire questa cosa, il mio suocero che saluto Antonio che è super fan. No, ma sta solo su Calcio Napoli 24. Cioè, se tu te la sai a casa, sta solo che può essere che hai chiamato qua qualche puntata. No, lui si sposta solo quando va da zona per la partita. Ok. Quando c'è Ciro cambia. Ma quello lo farei anche io. Giustissimo. Salutiamo Ciro Novellino. Guardate mai la partita insieme? Ieri, poi me ne sono andato il primo tempo perché la mia ragazza abita a San Felice a Cancello, quindi è quasi una trasferta. Mamma mia. Quanto ci vuole a San Felice al Cancello? No, 20 minuti, 25 minuti, perché poi abita a San Giorgio, non abita in centro, quindi però comunque è una trasferta. Io poi, perché poi quando Napoli abbiamo regolamento uno dice vabbè, a casa mi sento più libero, annanzi capo là ti senti un po'. No, perché poi anche lui alla fine si lascia sempre andare, va a morire di. Però io cerchi di essere composto. Comunque cerchi di avere un contento invece come mio padre. Anche perché da quanto tempo siete fidanzati voi? 4 mesi, 4-5 mesi. Ok, quindi stai ancora in quella fase, devo farvi dire. Mia casa siamo abituati che mio padre se va a scarpe lancio tutte le è capitato, cioè veramente è capitato. Quante televisioni cambiano. Vabbè, questo lo mettiamo all'interno della sitcom, anche questo perché è vita vissuta. No, mio padre è uno che non. Allora, prima cosa quando esce a partire ce lo telefono a mano. Perché potrebbe fare qualche video contro chiunque, comunque non capisce che essendo personaggio pubblico si dovrebbe. No, su Calcio Napoli 24 finisce sicuro. No, quindi lui invece si annebbia proprio completamente. Io puntualmente c'ho lo telefono a mano perché sennò fai guai. E soprattutto tipo quando sei in vantaggio di uno, ma a volte anche 2 gol, sui minuti finali lui se ne va. Non le vedo. Non sta in ansia. Non ce la fa proprio. Non ce la fa, guarda, è incredibile. Proprio gli ultimi 3-4 minuti sono andati perché non li subisce assolutamente. Bello. Invece io che più mi rilasso quando gioca, cioè quando gioca il Napoli mi rilasso. No, ma beata a te. A volte è successo che io mi sono anche addormentato durante la partita, ma sono stato svegliato dalle urla di tutti i miei parenti che sono invece napoletani. No, tu sei un uomo fortunato e non lo sai. Che non sai cos'è la No, sofferenza, la sofferenza del Napoli ogni volta che vinca, che perde. Poi comunque il tifoso del Napoli è destinato a soffrire. Assolutamente, l'ho un po' come in amore, alla fine. In amore, esatto. La passione, la calcistica. Esattamente, ma noi siamo destinati è molto simile, amore e calcio. Poi quando si gioisce per determinati risultati è anche più bello, no? Perché sì, è anche vincere sempre, secondo me. Noi una volta ogni 30 anni, speriamo di meno quest'anno. No, ma cicli 2, speriamo che non faccia una di 33 anni, non pochissimo eventualmente. Alla fine tu che studi storytelling, sai che il conflitto ci sta, se tu stai in alto in classifica, già hai vinto matematicamente, la gente non si emoziona, invece è bello quel climax finale. Sì, infatti secondo me questo sarà, questo è più combattuto. È più combattuto, mettiamola così. C'è un bello storytelling quest'anno. Secondo me fino all'ultima giornata questo me la sento proprio. Me l'abbiamo detto pure prima, noi l'Atalanta non la tiriamo fuori, tutti quanti dicono Napoli e Inter, io non vorrei che poi secondo me proprio è una corsa a 3 fino all'ultima giornata e tanti bypass. Attenzione al Como. Attenzione al Como. Ci giochiamo dopo la Lazio. No, poi noi in Napoli siamo di cuore, cioè spero veramente che non c'erano tanti infarti ultimamente. Vero. Quindi a me non dispiace vincere i 16 punti comunque, poi no, ma infatti il pathos, quello che volete. No, perché poi la cosa bella è che l'anno scorso, 2 anni fa, tutti dicevano vabbè, però 16 punti non c'è stato anche chi lo sfizia. Ma forse era meglio così. Magari non 16, facciamo 10. Però era meglio tranquillo. Non sei mai contento, Riccardo, non sei mai contento. No, ma perché lo dico pure lavorativamente, cioè perché insomma sei più tranquillo, sì. Già 16 punti stai con l'ansia. No, ma punto a punto io non oso immaginare. Per esempio 2 anni fa la gente immaginava l'impossibile, capito? Ma perché poi con la Salernitana, poi se al massimo la Lazio fa pari punti, ragazzi è impossibile, cioè, capito? Già la napoletana di base ha l'ansia, figurati mo' l'ultima giornata. Sì, no, infatti mo' è... Madò. Senti, chi del Napoli inseriresti nella sitcom? Quale giocatore, allenatore, presidente?
Allora, il presidente sicuramente sarebbe un personaggio epico, sicuramente il presidente sarebbe molto 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 divertente. Diciamo di quelli che se ne sono andati, secondo me Mario Rui, se no era un bel meme di base, se no Sì, era, Mario era Rui molto è carino. alla Il faccia proprio professore, dal sì. comico, da comico. Poi Neres c'ha una faccia secondo me molto simpatica, di base pure lui è anche Sembra un po' assonnato, un po'. un po' fatto quel fattore Anche il taglio di capelli, la un po'. comitiva, Sì, ci sta, No, Neres. io Di passati? di Cioè, passati ho detto Mario Rui. Anche più vecchi, tipo, non lo so, Hamsik non lo vedi Ma tanto. secondo me Lavezzi era un bel personaggio proprio di base. Secondo me gli argentini secondo me sono In generale sulla e poi vabbè c'è Mertens che io ce lo vedrei. Mertens, vero, Mertens, sì, ma Ciro, l'ultimo video, vero, vero. sono napoletano. Sì, sì. Un bel Mertens ha fatto Ciro qualche può essere siparetta. quell'amico un po' scanzonato che ti arriva a casa cantando, che porta il buon umore, mettiamola sì, così, sì, quelle sì, canzoni napoletane. Sì, si può fare. Anche Ciro Novellino si potrebbe inserire in No, questa non te lo sitcom. consiglio perché Ciro ce lo teniamo stretto ai noi, quindi Vabbè, ci sta. Mi ricordi quando facevano i calendari modificati, erano photoshoppati? Ah no, rendi quei calendari del Napoli primi tempi. I primi tempi, ce li avevo tutti tra Però sono l'altro. quelle genialate di marketing di... Esatto. Sì, è che della- continuano a farlo il calendario. Sì, ogni però anno penso che ora continuano a facciano farlo. le Penso foto che reali. Il punto più basso è la maglia con la renna sopra, quello è proprio... cioè, quella è Adesso stata- io ce l'ho. Ce l'hai? Si vede una. No, anche però quella Ah, posso- di Simeone pure, O anche- non no, senza anche- nome. no, Quella anche è la una maglia genialata della perché Renna. tu secondo me a Natale quella è per una i cosa che bambini. sfrutti, la metti, capito? Ma- cioè, allora solo ci che a sta. guardarla durante una partita, cioè già l'avversario dice vabbè ma che credibilità viene quella, capito? Anche Infatti, se questa- fortunatamente cioè- l'abbiamo usata solo in alcuni amichevoli ed sì, è finita cioè, lì. mo non è che c'è la Pantera che dice, No, infatti la Pantera è figa, la Pantera è Renna figa. la Ma puoi la usare solo maglia a della Natale. Renna dice non si credibile, Ma non è capito? neanche il maglioncino che ti metti a Natale, capito? La maglietta a mezze maniche. A me immagino andare al pranzo di Natale con la maglietta a mezze maniche del Napoli. Beh, però ti metti un Ti metti qualcosa qualcosa aperto, tipo Anzi, cardigan, un po' più cardigan. pesante con la renna. Nostra Fai generazione non sa la per i cardigan. branch così. Esatto. Fai la tua porta. Ma tra l'altro, secondo me non è la maglietta peggiore, perché c'era, non tutti la ricordano, nel 2004, quindi il primo anno o il secondo anno, forse 2005, le maglie con i titoli dei film della Filmauro. Come? Io No. mi ricordo Christmas in Love. una Christmas in Love, O anche esatto. quella. Io mi ricordo una, non diciamo la marca che se no pare brutto, mi ricordo una con un pezzo azzurro sopra e poi una strisce bianche, azzurre, Sì. azzurre e poi con un coso fluo qua, guarda che era inguardabile. Questa di che anno era? Messa Nick? un pochino Ah, Poi sembra che alla era anche tavola. uno... Di che anno era questa? È una che andammo in Serie C, cioè dei fallimenti, una cosa del genere. Questa era, mi sembra, l'anno prima del fallimento. Ragazzi, io sono se non cresciuto con sbaglio. Napoli con... Era di Adora, questa era quella era di Adora. Mi pare e- che volevano riprendere la maglia argentina, perciò fecevo questa pare cosa. Sì, però a metà, capito? Una Sì, quella sì, argentina, a per metà. esempio. C'era la striscia nera con il logo e poi se non sbaglio era 2003. Ma sono cresciuto Ah, con sei Napoli, anni. ragazzi, con Barricchio, I primi anni della C. Barricchio, Montesanto. Che rapporto hai con lo stadio? Con lo stadio Allora, con mio padre andavo spesso e c'avevo anche l'abbonamento. Poi mi sono un po' allontanato, però l'effetto stadio a me piace tanto. Non sono da curva, per esempio, come per esempio il mio collega Peppe, eccetera, eccetera. Anche tantissimi amici miei intimi proprio hanno l'abbonamento in curva, però mi piace l'effetto dello stadio. Ti emoziona. Poi Napoli è una città talmente calda che voi non vuoi fa il suo mestiere, diciamo, allo stadio, fa il suo lavoro, anche se io penso che ci sia uno stadio molto meno caldo rispetto a anni Al passati, nel passato. senso che c'è più un po' all'inglese ci stiamo Sì. inglesizzando. Secondo te come mai? Perché secondo me la gente è anche cambiata, la persona è cambiata. Tu vai allo stadio in primis non fa storie o video, Sì. ma anche per esempio Tutta apparizione. infatti anche per esempio effetto luci, quegli effetti che danno lì, secondo me ci siamo un po', ecco, i social hanno avuto un effetto anche su, per esempio, su eventi del genere come lo stadio, oppure per esempio i concerti, cioè Sì. oggi compro il biglietto perché in primis c'ha già sta, E ma non seconda perché mi va già stava così col telefono. col telefono in mano e ma ci devo stare, ma, ma non per un fatto di narcisismo, di Sì, ego, sì, ma non sì. in questo caso la passione per la maglia oppure per esempio la È vero, passione è per il vero. cantante, capito? Quindi secondo me il mondo social ha creato tanti effetti Che positivi, forse il teatro è negativi. l'unico- Anche il Covid, per esempio tu dopo il Covid la gente aveva proprio bisogno di andare Di fare allo cose, stadio, sì, fare sì. devi fare cose, come per esempio il teatro ha avuto un grande boom. Ma per tra l'altro esempio il dopo teatro Covid. non è stato influenzato, cioè io penso che molte poche persone vadano a teatro per fare la storia, la fanno quasi per ringraziare gli Guarda, posso attori. dirti una cosa, per esempio la mia generazione, che io sono, cioè noi siamo riusciti a portare a teatro,
tu quando con il telefono in mano a fare video, le sì, dirette su TikTok, le dirette. i video, cioè noi sono usciti video integrali del nostro spettacolo su TikTok, capito? Perché io ormai non si chiama più il videomaker. Anche di denuncia. capito? No, però cioè, alla fine ci sta, perché io lo sapevo, perché il nostro pubblico viene da lì, la nostra generazione viene da lì, cioè, Ok. quindi loro magari sapevano pure lo spettacolo, però andare a stare così con il telefono in mano perché sanno, capito, sta cosa qui, quindi Non l'avrei detto questo, non Vabbè, l'avrei secondo detto. me si è perso un pochino la concezione del sapersi godere No, il zero, quello momento. zero. Ne parlavo anche ieri, per esempio, a tavola con alcuni amici. Progetti di fare, che ne so, un'uscita fuori, eccetera, eccetera, oppure vedere una città. Arrivi là, è come se avessi una to-do list, cioè ci sono andato, fatto. Però Poi ti- me la godo poco e Sì. penso già a quello che dovrò fare dopo, la prossima città da vedere. Sì. però ti Cioè, dirò siamo una che generazione che non si gode più le Sì, cose. è sì, vero. però ti dirò che questo è un problema della generazione nostra, la generazione Z, ma già la generazione si chiama Alpha, sono molto più, tengono molto di più alla privacy. E il social lo vedono come un qualcosa di Hai visto i vecchio. profili senza post? Profili senza post, senza storia, andai in una scuola ma tipo 3-4 giorni fa e iniziarono a seguirci ovviamente tutti i ragazzini che c'erano lì. Che già per esempio il fatto che non ci seguissero, comunque non dico era strano, però noi arrivavamo lì, di solito hai Già lo i fan, sai, sì. E praticamente erano tutti, sembravano tutti profili falsi. Perché massimo 40-50 follower senza foto, senza post. Non lo so, secondo me qualcosa, cioè loro per esempio sì, utilizzano molto, diciamo, l'internet in generale, Sì. ma lo fanno attraverso Twitch, attraverso YouTube, attraverso TikTok, ma mettere la propria vita sul social La è un nascondono di qualcosa più. che lo stanno facendo con molta più cautela in un certo senso. Invece Mi no, sembra mia una cosa mamma buona e mia giusta. amico nostro mi mettere la storia, fotografia, Sì, sì, quest'anno che vado in forse- Kenya, devo mettere la foto del safari, capito? Cioè, Sì. però, Forse è che la generazione dopo sono. Cioè, forse noi siamo la generazione più insicura di tutte, tra quelle là probabilmente attualmente sì, però attive. secondo me le cose, noi siamo nati sui social oppure ne abbiamo vissuti come un boom e allora noi ci siamo buttati dentro a capofitto, no? Cioè, era la novità. Noi esatto. abito ad MSN, poi quando arriva capito? Facebook per noi è proprio. E poi noi ci sì. sentiamo ognuno di noi dei piccoli influencer, parliamoci chiaramente. A noi ci piace che i 40-50 like Sì, più, sì, mo sì. che c'è 100.000 Assolutamente. follower, o 10 io 10. Tu comunque capito ti metti in competizione con quella a fianco, rubare. Sì, è una. Ma non sai quante cazziate mi fa lui. Metti mai un like, metti mai un like. Io che poi esatto. fortunatamente sono poco social. Esatto, Devi esatto. ammettere in Sei diretta una persona nazionale, perché sei in diretta orribile. nazionale dopo Sanremo, lo Sì. devi dire. Ti incavoli ogni volta. Che ti devo dire? E non metto i like. Beh, ma se non si mettono like tra gli amici, No, no? non sei solo tu, perché tu No, ma io non lo faccio però potevi proprio. mettermi like, capito? Ma Ci sai metti- perché? Ma il fatto è che tra amici, cioè si mette senza neanche pensare, io a volte non caricano neanche le foto, metto questa- like sulla fiducia, cioè Sì, se questa è mai. l'idea che hanno in molti, questa cosa qua si Io, fa parecchie volte. ho un utilizzo diverso, cioè nel senso io entro, Perché tu vedo sei- un paio di cose e via. tu sei cioè. un'altra generazione, Io penso sei po- vecchio. l'ultima cosa che ho postato è, non dico pre-Covid, ma quasi. Ma tu sei probabilmente. anziano? Sì, sono più anziano. Però ti dirò, i miei amici più stretti, i miei genitori, la mia famiglia sono i miei maggiori haters, cioè sono quelli che non mettono like. No, ma è uguale, cioè Eh, guarda vabbè. che- Hanno gli account. No, quella no, però non mettono un like. Il libro, per esempio, non c'ho un parente stretto casa letto libro mio, nel senso che se la Sì, leggono sì, i sì, sono- capito, gli estranei fanno sempre stato complimenti così. a morire, però Sempre stato così, tutto quello che ho fatto nella vita è sempre stato così, perché Infatti- gli hater, loro sono reali, capito? Ti dico la realtà. Infatti quando ero a teatro proprio un biglietto, perché Giustamente, a quel punto, scusa. Ci sta. Vabbè, abbiamo fatto questa digressione sul calcio, poi ci torniamo dopo perché altrimenti iniziamo a parlare di calcio. Noi facciamo calcio, psicologia, cioè stiamo No, facendo ma tutto. No, stiamo mixando un po' tutto. Abbiamo parlato insomma di spettacolo, teatro. Che rapporto hai col cinema invece? Guarda, allora Cioè, se è anche quello un tuo obiettivo, io sono dell'idea che non mi precludo niente proprio nella mia vita artistica, per esempio non avrei mai pensato di fare un libro qualche anno fa. Sicuramente il cinema è un passaggio che farei, ma non quella, diciamo, quel cinema caduto a sietta in sala e Ok. ti vedo un film, ma magari qualche piattaforma sì. Cioè, se oggi dovessi immaginare un film di Enrico Alleria, per esempio, di Emanuele Ceruti, lo immaginerei sicuramente su qualche piattaforma. Ok. Però comunque farei prima un passaggio ad esempio con la sitcom, perché quello c'è un pallino che anche da fuori corso, e che fuori corso secondo me
è stato, posso dire, un coito interrotto, un aborto. Non lo so, Cioè, nel senso che è italiano, sì, comunque, sì, lo sì, stavi sì, scientifico, esatto, però scientifico. secondo me A aveva proposito di Geopop prima, salutiamoli. Sì, grandi Geopop. No, aveva secondo me un potenziale secondo me proprio nazionale, quindi fare prima una sitcom e poi fare magari un film, e il film lo fare sempre sulla piattaforma, però secondo me il cinema è un mezzo che come il teatro è difficile che muoia. Perché il fatto che tu vai, prendi la macchina, vai in sala, ti siedi magari con la ragazza e ti vedi un film con questo schermo gigante, secondo me è un qualcosa che è un'emozione, ecco, un mood che è difficile, quasi impossibile replicare, no? Sì, sì. Sicuramente c'è molto meno gente che va al cinema, però secondo me ecco ci sono degli eventi tipo che ti portano al cinema, tipo Gladiatore 2 oppure per esempio l'evento della Marvel, del film della Marvel, quelli sono dei mega eventi che il cinema paradossalmente lo pompano e lo portano anche a livelli altissimi ed è un po' quello che sta succedendo oggi grazie ai social. Per esempio Sanremo negli ultimi 2 o 3 anni è Sanremo perché ci sono dietro i social che lo pompano. Fanta Sanremo, si è aperto ai social. Se tu prendi la televisione però diciamo la togli, la estrapoli da Sanremo, è la televisione in crisi, cioè anche di gran lunga, no? Assolutamente. Però questo a causa dei social, però poi ci sono alcune volte che i social fanno come dire, da veicolo super positivo, quasi mettono in luce palcoscenico. per esempio Sanremo con la TV, per esempio col film della Marvel al cinema, capito? Sì. Io per esempio sono andato l'altro appunto 2 o 3 giorni fa a vedere il film di Paolo Genovesi che per me è bellissimo, che diciamo è un rimando a Inside Out. E lì è la commedia fatta bene come la vorrei fare io, sicuramente porterei un qualcosa del genere al cinema, lo farei con molto piacere, ma senza allontanarmi troppo da quello che faccio sia sul web sia magari in TV. A livello di ispirazione, beh, insomma, abbiamo parlato di papà, hai altri punti di riferimento in quello che è il tuo percorso? Guarda, no, cioè nel senso che non so perché, ma no. Ovviamente sono cresciuto col mito di Troisi sia per diciamo il mio essere sangiorgese e soprattutto per l'essere malinconico, no, di Massimo. Poi ho degli artisti che metto lì e metto un sacco ridere, mi fanno un sacco ridere, tipo i film di Checco Zalone a me mi fanno veramente scompisciare dalle risate. Però forse perché ci sto fin troppo dentro, no? Come ti ho detto io, oppure qualsiasi giornalista, magari quando ci lavori tanto con quella cosa lì, non riesci a trovare poi un idolo, tipo un giornalista magari super fan del Napoli, poi quando diventa fin troppo giornalista magari lo prende come un lavoro ed è tifoso del Napoli ma non è quello tifoso sfegatato, capito? Sì, imparare a dosare quel distacco. Sì, a dosare, anche perché poi quando li vedi, per esempio 3 giorni fa appunto sono stato a tavola con Paolo Genovese, Edoardo Leo, c'è Claudio Santamaria, c'è, capito, gente, Rocco Papaleo, che prima vedevi come idoli, poi quando ci scambi già 2 o 3 chiacchiere vedi, ti trovi in come per esempio con i comici di Made in Sud, no? Come Stefano per esempio De Martino, cioè quando poi li frequenti poi non ti parlano, non ti sembrano sempre così tanto lontani, capito? Quindi bello questo messaggio. Bello. Anche tu quando sei entrato qua mi quando ho conosciuto Riccardo poi hai capito. Sì, che se come Svina Mertens tutti io non sa lui magari sì, cioè non penso che la moglie di Mertens dice oddio c'è Mertens in casa, polizia. Trovi sempre, guarda, un parallelismo giusto. Era di Mertens ora. Bravo, no, questo diventa virale, sicuramente facciamo lo spezzone sui social. Abbiamo parlato insomma anche del cinema, del libro. Quali sono i tuoi prossimi step? Perché poi è vero che la vita, secondo me, è giusto programmare, ma fino a un certo punto. È vero. Non troppo, non andare troppo oltre, perché altrimenti poi rischi di perderti in quelle che sono le tue programmazioni. I prossimi step che invece la tua carriera e la tua vita vedranno, o che vorresti vedere nella tua vita? Guarda, io penso che sicuramente il progetto Viva Galleria debba avere un'evoluzione in TV. Per forza di cose, come un po' l'hanno fatto per esempio The Jackal, no? The Jackal oggi fanno poco web ma tanta TV, anche singolarmente. Secondo me quello, diciamo, il passaggio che dovremmo fare noi. Attraverso sicuramente una sitcom è quello che mi piacerebbe fare. Poi dopodiché io tante cose, io non pensavo di fare 2 August pieni sold out a dicembre 2 anni fa, come non pensavo di scrivere un libro. Io sono una persona che manifesta. Poi quando si manifesta la cosa anche prima del dovuto sono super contento e super felice.
Però io ecco mi programmo tante cose ma non nei tempi, nel senso da qui a 1 o 2 anni, ma lo faccio con molta pazienza, molta calma, però avendo sempre quella, sì, quella passione, ma anche come dire quella cosa che tu, cioè proprio il fatto che il mio lavoro è quasi tutto, no? Al di là per esempio degli affetti tipo la fidanzata, quella non devono mai mancare, che sono il sostegno. Assolutamente. Però sicuramente io ho fatto del mio lavoro la mia passione e quindi io lavoro con piacere. Quando lavori con piacere magari ecco, lavori anche 24 ore al giorno e non te ne rendi conto. Chiaro. Quello Quello è il segreto della vita attuale, della nostra generazione, se riesci a ritrovare. Ma anche perché faccio un impiego comunale, capito? Quindi c'è una metro beige a prima mattina, abbiamo degli orari fissi perché mi sono fatti puressa. Sicuramente avevo una vita che, perché l'artista è fatta così di alti e bassi, una montagna russa, però alla fine è la vita che mi sono scelto. E qual è stata la cosa più bella che hai fatto, di cui sei fiero? Ma sicuramente l'Acusteo è stata un'emozione perché comunque è il teatro più grande di Napoli, è una cosa che non pensavo di fare a 29 anni, vedere un pubblico che comunque dal web ha scelto te, ha pagato un biglietto, ha pagato la macchina e trova posto vicino all'Acusteo è difficile, quindi ho pagato parcheggio. È possibile, non difficile. Ha pagato parcheggio, da vedere te, si è divertito, spero, cioè quello per me è impagabile perché la gente non ti ha scelto con una visualizzazione, con un semplice like che lì è tutto portato di mano, ma si ha scelto perché ha pagato un biglietto e è venuto a vederti. Bellissimo. È impagabile sicuramente. Qual è il teatro dei tuoi sogni? No, forse proprio l'Acusteo. Però ovviamente ora sicuramente ci puntiamo a una tournée nazionale, magari iniziando con qualche teatro piccolino, però sicuramente è un passaggio da fare sicuramente. Io penso che comunque anche il teatro, la tournée fatta a tante date, secondo me non si sposa bene con la nostra generazione. Noi dobbiamo andare più verso come i concerti, cioè i grandi eventi. Fatti una volta, fatti bene, grandi, eccetera. Ovviamente per chi è malato di palco, perché poi alla fine si fa questo mestiere anche perché hai la passione per il palco, sicuramente è una bella gatta da pelare, c'era una cosa. Quindi dà un po' fastidio salire sul palco una volta ogni tanto. Magari quando arriva la proposta di finire a fare lo spettacolo qua, dire di no è difficile, però sicuramente non si sposa bene con la nostra generazione. Penso che pure a Geolier prima facevo 15-20-30 locali ogni 2 mesi, ora fa solo storie Maradona, una volta all'anno e brucia un po'. Ma anche perché ora la nostra generazione ha la FOMO, no? Quella Fear of Missing Out, che è quella che guida tutto. Sì, c'è anche il mio caro amico che ormai ha 40 anni, no, ha 30 anni, però capite, è stata serata mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e l'ho fatto fino a... Perciò me la gista bene la vita, l'ho fatto fino a 24-25 anni. La mia ragazza mi prende in giro e dice: ma mamma mia, come sei pigro, però... Fallo tutti i giorni, lasciamo stare. Ma poi a 29-30 anni, poi quando tu pensa a 35. Ma poi fai serata, ed è incredibile come il fatto non riesci a recuperare. Mamma mia, ieri è stato. Il fisico poi è quello. Il fisico, poi io di base sono pigro, quindi ci capiamo. No, noi quando torniamo dal lavoro, proprio ma anche quando non torni dal lavoro, se fai una serata il giorno dopo, il mondo non capisci nulla. Ti ritrovi a guardare nel vuoto, a pensare a cose che non avresti mai pensato. Abbiamo la scusa che giocando il Napoli il weekend lavoriamo. Bravissima, io pure per esempio, come è bello quando c'ho lo spettacolo il weekend, quindi tengo la scusa, amore, mi dispiace. Devo lavorare. Perché poi di base, mangia pizza o il sushi, quel che sia, veramente lo riesco a fare in settimana. A me proprio il caos di sabato e sera, quella cosa che sei costretta a scendere nel traffico, è bloccato nel traffico. Poi io sono fan di C'è posto per te, quindi veramente fare con piacere. Ora sabato puoi dire c'è la finale di Sanremo, che scegliamo? No, venerdì no, sabato, martedì sabato. Fanno sempre... San Valentino forse. Non lo so. Questo sarà un problema. San Valentino è il 14, è sabato giusto? Mischiamo un po' le cose. Molte coppie secondo me. Ma vuoi mettere passare San Valentino con Carlo Conti? Come? Assolutamente. No, ma come? Assolutamente. Salutiamo. Cenetta fatta in casa e via. Esattamente. Assolutamente. Carlo Conti tra l'altro sta guardando questa mentre è in diretta. Lui c'ha il televisore dietro le quinte sul telefono. Sarà ospite anche qua di Caffè. Che caos. Dopo Sanremo ovviamente. Adesso tipo io ho la FOMO di chi ora sta a Sanremo
Cioè vedo i miei Io l'ho amici fatto. che stanno facendo radio lì. Sì. Dico, madonna, come No, sta a grilla. è bello, cioè il parco giochi. fa con L'ho Calcio fatto- Napoli? No, ma vai pure. Cioè, No, l'ho fatto per un anno e è proprio il parco giochi. È il parco giochi là. No, ma è proprio un villaggio turistico dove per una settimana tutta Milano si sposta lì, ma- tutte le radio si spostano lì, alcol, cioè ma diciamo cose. No, però Alcott forse era un Alcott. era uno Fatto anche sponsor, peggio era uno per sponsor. No, mettere la perché poi pezza. fanno festini, no, perché poi dopo la serata, cioè a parte durante la serata, tu mentre vai al free bar nella Sì, casa sì, Sanremo sì, e che poi finisce là la serata, dice oh, guarda c'è la festa a Radioli, oppure sì, c'è la sì, festa sì, a sì. casa e vanno tutti quanti. Vabbè, Sono- sono 7 giorni, è un festival. Ci sono vero e 16 proprio, palcoscenici, Sì. cioè stanno palcoscenici Noi ovunque. ci hanno via da casa con Andrea Alici, tra parentesi, che saluto. 2 anni fa, ma dico che a casa non ci siamo mai stati. Oddio, più a casa di colleghi e colleghe, soprattutto, però Bellissimo. più a Ci sta, ci sta. Attenzione, Poi Sanremo. Sanremo. No, però mo è finito, ormai è catenaccio. Ma Sanremo, la cosa bella è che Sì, è una pure che sono suocero, quindi sì, sì. Ah, è giusto, ci segue il suocero. Sanremo è una bellissima città, ma durante l'anno alla fine non è che ci va tantissima gente. No, è- Vabbè, ovvio che quello è Quella poi settimana l'evento che sì, ti è porta, come un po' insomma. quando fanno la sagra a Cusano Mutri, che praticamente loro guadagnano un sacco Esatto. durante quella settimana di sagra e poi tutto l'anno capi, vivono di ricchezza. Poi di passano quella questi settimana. minivan con i vetri oscurati ogni mezzo secondo. Non chi sai, ci sarà c'è pure dentro? l'interno di chi ci sarà Sì, sì, no, dentro. poi vedremo ti giri e vedi Marco Mengoni a fianco, così come se niente Marco, fosse. ci fai qua? Marco, che ci fai qua? No, è il palese dei ballotti. Bello, Senti, bello. parlando del palco, visto che siamo anche quasi purtroppo in conclusione, hai qualche Non parliamo di rito? calcio allora. Adesso Ah, ti faccio quest'ultima domanda perché sono curioso. Hai qualche rito scaramantico prima di salire sul palco, prima di fare qualcosa? Cioè, sei scaramantico in generale? Ovviamente il persona? classico, si può dire merda con i colleghi. Assolutamente. E poi no, io in realtà per esempio anche condivido a volte come dire, il camerino con Peppe. Ultimamente abbiamo lo stesso pensiero su questo, cioè nel senso il nostro camerino è aperto a tutti, cioè invece sono Ok. attori che sono gelosissimi Sì. del proprio camerino, mettono tipo un altare, cioè con un tappetino, ognuno mette un qualcosa, poi ci sono tipo i rustici che hanno scelto loro, l'acqua, invece noi no, cioè nel senso camerino nostro camerino tutto Sì, quanto, sì, e questa sì. è una cosa che ho ereditato molto da mio padre, cioè non abbiamo tanti riti scaramantici, forse sia io e mio padre siamo per la comunità, cioè se andiamo in scena in tuta oppure in jeans, cioè sarebbe la cosa migliore al mondo, non siamo molto da costruire il trucco, però proprio di riti scaramantici no, di solito con mio fratello è una cosa nostra, che ci mangiamo e facciamo un saluto. Vabbè, così, ci sta, bello, bello questo. Però Ma, sì, è figo. io ho fatto diversi spettacoli, ci stanno attori che fanno, io sono più come loro, cioè che senza costumi e niente, senza trucco, vorrei fa così. Molte persone si chiudono nel camerino, secondo me crea un po' di tensione dietro le sì, quinte sì. che è brutta. Si crea ci sicuramente sono cose quella- strafighe tipo il chiacchiericcio della gente quando si sta per sedere e Sì. cioè tu passi davanti a questo muro rosso che sarebbe il sipario e senti con l'orecchio tutto questo chiacchiericcio, la gente che aumenta Chi sempre sarà di quella più, persona? e il chiacchiericcio si sale sempre di più, no? Bello. Poi io ho iniziato al siparietto che la mia casa per me il teatro, per quanti teatri possa fare più grandi è sempre quella casa mia, è un teatro di 60-70 Sì. posti e poi passerà alla Custea che sono 1300 Diciamo che il chiacchiericcio è un po' più è aumentato però ti dà sempre quella stessa sensazione. Io non faccio differenze di palco, ti dico la verità, anche Bello. perché ogni palco poi una volta detta la prima battuta lì entra in circolo l'adrenalina e quindi praticamente la tensione diciamo scende, però diciamo io di base sono molto molto ansioso, pure per esempio Peppe, poi ci sta mio fratello, per esempio anche mio padre che anzi non portano proprio, secondo me ognuno ha un modo di prendere il Sì, diciamo sì. spettacolo in maniera diversa, Sì, sì. ecco. Sono anche attori che dopo che fanno lo spettacolo crollano perché se no ti Io l'ansia. per esempio ho tantissimo dolore alle gambe, no? Perché poi scarico molto sulle gambe, Sì. anche quando facevo gli esami all'università. Sì, anche una sorta di, non voglio usare paroloni, però depressione inconscia. Sì. Cioè ci sono, dopo un grande evento del genere, 1300 persone, 2 date, quindi praticamente su 3000 persone sono venute a vedere le risate, il pubblico, la gente che ti acclama. I giorni dopo, quando tu stai da sola a casa, andando sul divano, magari a vedere Netflix, eccetera, eccetera, hai quella cosa, quella sensazione che non voglio fare niente. L'adrenalina che Perché scende. l'adrenalina- un calo di tensione Sì. di adrenalina. Io poi immagino i grandi diciamo concerti, i grandi artisti che fanno gli stadi eccetera eccetera, probabilmente anche questo è che fanno uso di sostanze. Probabilmente non Ci vogliamo- sta, ci però sta, capito, ci sta. è tosta. È un Sì, lavoro sì, sì, tosto, sì, ma infatti molti famosissimi celebrità americane sono depressi. esatto, sì, sì, ma è così. Robin Sì, Williams.
Sì, però lì è molto anche perché chi fa l'artista di base ha un'empatia, una sensibilità diversa, quindi tu accumuli tante emozioni e le percepisci in maniera diversa da una persona tra virgolette normale, che poi siamo tutti quanti anormali secondo me. Su questo sono assolutamente d'accordo, oltre insomma poi alla pressione sociale che secondo me poi è inevitabile a determinati livelli. Ci ho fatto l'abitudine su questo. Esattamente. Calcio, Napoli. Calcio. Non vedi l'ora. Facciamo calcio, facciamo casa, vediamo anche Lele Arani che sicuramente segue anche lui. Lollo, caffè by Lollo, caffè sospeso by Lollo. Comunque primi in classifica. Adesso ok, lo scivolone mezzo con l'Udinese. Conte l'ha detto, stiamo facendo qualcosa di strepitoso, tu sei d'accordo con Antonio Conte, loro qualcosa di strepitoso, magari serviva altro sul mercato, insomma come stai vivendo questa stagione del Napoli? La sto vivendo molto, molto bene, ma semplicemente perché noi ci abbiamo preso un po' gusto, no? Su 2 anni fa, perché vedere la festa della città è stata un qualcosa di indescrivibile. Io lavoravo col mattino in quel momento, quindi lavoravo ma è come se non avessi mai lavorato, cioè nel senso mi divertivo con i ragazzi, cioè con i miei amici figurati dallo stadio sono venuti a Mergellina dove stavo io, c'era poco di professionale in quella diretta, però al di là di questo vedere tutta quella gente impazzita è qualcosa che poi secondo me Napoli ha una grande particolarità rispetto alle altre città che grandi metropoli, che il fatto che ha una squadra, secondo me non esiste una città così grande con tutta questa popolazione che ha una squadra diciamo in città, anche perché io un derby qua non lo non immagino proprio, perché oggi pigliasse una cioè proprio come fatto napolitano, è una guerra civile, però no, in realtà secondo me Napoli è destinata ad avere un'unica squadra e forse era quello il destino di Napoli, quindi ci ho preso anche un poco gusto. E devo dire che Conte secondo me sta facendo un miracolo calcistico, perché visto gli elementi che c'ha, secondo me sta facendo grandissime cose. Io lo immagino sempre negli spogliatoi, tipo dal primo secondo tempo da Napoli-Juve, che lui secondo me è una persona che ti dà una carica, che poi a livello di gioco non è che c'ha, sai, un'impronta tipo come Sarri, come abbiamo visto, cioè gli occhi, oppure Spalletti che ci brillavano gli occhi per come giocava il Napoli. Conte non ce l'ha, quindi secondo me lui ti dà una carica e una voglia, che Simeone che bello e buono dalla testa, tocca il pallone di testa alla terra, Politano che si fa 100 metri di campo a tornare indietro per prendere la palla, quindi secondo me lui è uno che ha una carica, e questo secondo me può durare massimo 1 anno e mezzo, 2 anni, un po' alla Mourinho, no? Poi a un certo punto tu vai a calare, quindi lui sta facendo un mercato, un miracolo calcistico. Secondo me il Napoli aveva voglia di spendere qualcosa per il mercato, lo voleva fare, giustamente il direttore sportivo si è preso le sue colpe, però secondo me bisogna dare fiducia a De Laurentiis, in che senso? Che secondo me fino ad oggi, per quanto lui abbia avuto tantissime critiche, alla fine su tante cose abbiamo dato ragione, quindi secondo me a spendere soldi tra virgolette puntini è meglio aspettare un poco, sicuramente sarebbe stato meglio spenderli perché ti poteva dare una mano per lo scudetto, qualcuno un po' più pronto magari forse serviva, forse l'abbiamo visto anche con l'Udinese, insomma un pochino, anche perché secondo me Neres è uno che se parte dall'inizio non ti dà come magari da subentrato che ti spezza la partita, no? Chiaro. Cioè quella sensazione io per quando vedo Neres da subentrato io ho proprio l'impressione di uno che là mamma mia spacca la partita in due e ti dà quel diciamo, anche perché sennò adesso faccio qua già titolare, ma non al posto di Koala, ma penso al posto di Politano. Secondo me quell'elemento lì di rottura della partita che ti spezza la partita ti manca, perché secondo me forse Okafor, se gli diamo fiducia, magari il Milan qualche volta l'ha fatto. Diciamo era lo specialista degli ultimi minuti. Però se per esempio prendeva tipo un Garnacho, secondo me giocava Garnacho titolare e Neres faceva quello che ha fatto fino ad ora con Kvares, sicuramente sarebbe stato meglio. Resti fiducioso? Sì, perché secondo me l'Inter non la vedo, cioè secondo me se va avanti in Champions, secondo me va avanti, se probabilmente dovrà affrontare un altro derby, quindi affrontare il derby è pesante. Secondo me se il Napoli vince, non diciamo cosa, lo vince soprattutto per demeriti dell'Inter, perché non ha il focus giusto, e secondo me per l'Atalanta che non è abituata a queste grandi pressioni, però sicuramente poi se lo vuoi rivincere e soprattutto col doppio impegno l'anno prossimo sicuramente devi mettere mano sul calciomercato, anche perché secondo me Conte se ne va a chilometri. Hai pensato di fare uno spettacolo calcistico? Uno spettacolo calcistico? Guarda no, perché ad oggi ce ne sono tanti, tipo i Fuse Gamer, ci sono tanti ragazzi che fanno intrattenimento anche
divertendosi sui social. Tra l'altro escono meme infiniti sui social. Alcuni loro, non dei ragazzi che magari hanno più un pubblico diciamo piccolino, ma i più grandi, alcuni loro mi fanno proprio ridere, ma proprio perché si vede che a papà o nonno zio che sera una partita, poi c'ho su c'è una sera partita, sono così. Sono così, capito? Quindi secondo me non vogliono fare nemmeno i giornalisti come la maggior parte di loro pensano, dice ma che sono io vostro giornalista, del commentatore, È un lavoro diverso, è un lavoro diverso, cioè secondo me loro si divertono, lo fanno e perché no, magari ecco fa un po' di hype sul calcio che secondo me ad oggi sta un po' calando sì, soprattutto per le nuove generazioni. Ragazzi, ma è impossibile, io mi ricordo quando vedevo le partite di Champions, anche quando andavo sempre in Serie C, era un evento, cioè mi ricordo mettevo lì con mio fratello e moriva la partita Manchester City, Manchester United, Liverpool per esempio, no? E ad oggi cioè, è impossibile guardare io, figura di nuova generazione, una partita per 90 minuti, ma cioè, a meno che non sei tifoso del Napoli, io Napoli mi dico. Sì, però le altre la soglia dell'attenzione è molto bassissima, bassa. Quindi non voglio dire che prende la piede tipo la, come si chiama, Kings League, come si porta mo, sì, perché lì è secondo me indecente, il fatto che tu gli ultimi 2 minuti il gol vale doppio, sì, ma anche sono troppe regole. C'è De Laurentiis che tira un rigore, ma però io lo vedrei De Laurentiis che tira un rigore. È simpatico, quello però lo vedrei. no, Ti prendi il ritaglio su TikTok direttamente. No, è pure intrattenimento, cioè tu non ti puoi affezionare alla maglia, capito? No, ma non è competizione sportiva, non è intrattenimento. È intrattenimento puro. Cioè, è una via di mezzo tra quelli che sono gli sport americani che fanno intrattenimento e sport, e noi che invece diciamo intrattenimento poco, sport, loro stanno provando a fare questa via di mezzo. Infatti Io non pensavo che il calcio potesse calare come hype, invece secondo me ad oggi è meno attrattivo, tipo negli anni tipo dal 2000 al 2010 il calcio era, pure la Champions top. Era un qualcosa di top. Poi l'Italia dominava praticamente. Esatto, poi ad oggi cioè, pure la Champions si guaglia 20 squadre, l'ultima, cioè la classifica che cambiava fino a 5 secondi prima della fine, ma è una cafonata, parliamoci chiaramente. Una bella cafonata. È una bella cafonata, quindi capite, anche troppi partiti, troppo venerdì, sabato, domenica. Sì, assolutamente. Chissà come andrà a finire, l'NBA che gioca ogni 3 giorni e fa 1000 partite. Però è diverso perché lì non c'è il tifo come qua. No, lì è spettacolo, e poi quando si arriva nei playoff si inizia a fare. È un po' come le sitcom, lo devi saper fare. Esatto. E gli americani a livello di intrattenimento, ragazzi, sanno fare solo quello. Lo sanno fare. Però quando vanno a fare qua, tipo alcune società che hanno preso diciamo la. No, poi dal punto di vista sportivo non sono in grado. A parte, ma poi che tu fai per esempio a Milano o a Roma l'effetto stadio con le luci, usi bene i social, tutte queste cose così. La gente dice ok, ma si può non si vince, ma come non può fare? La squadra non te la fai. Hai capito? Invece no, in America è tutta una festa, vanno a vedere i Lakers contro dico, ma fa niente, chi vince, vabbè. C'è lo spettacolo, il pom eccetera. Si divertono di forma mentis diverse. Ragazzi, a me dispiace interrompermi, ma abbiamo già sforato tra l'altro. Siamo andati lunghi, però quando ci si diverte. Vabbè, questo era il tempo di recupero, i tempi di recupero, quelli che non hanno dato l'ultima partita. Quelli che fortunatamente a Roma abbiamo esatto. Allora, dicevamo caffè sospeso. Come funziona il caffè sospeso? Lo sappiamo, si lascia, diciamo così, un gettone se si è stati bene, per chi poi arriverà dopo, qualcun altro che vorrà insomma un caffè qui da noi. Quindi se sei stato bene, c'è questo gettone per te. Se lo vuoi lasciare a qualcuno per dopo, lo metti nella ciotolina qui presente, insomma qua nel piattino del caffè. Per il prossimo ospite vuol dire che si siete trovato bene. Noi siamo stati benissimo e io voglio ringraziare Vincenzo Testa sicuramente. Grazie Ricky, anch'io ti ringrazio sempre di esistere. Vittorio Bernardo che colui che tutto può e che nella tutto stanza fa, oscura, ma soprattutto fare un grandissimo in bocca al lupo di cuore. Grazie mille. Questo è un suspende, giusto? No, questo resta qua fino a venerdì. Questo arriva all'ultimo praticamente, l'ultimo. Ma me la mettete una replica oltre Saremo, che non siamo veramente chiuso vero. Questo video sarà visualizzabile per sempre sul canale di Calcio Napoli 24. Lo metteranno nelle storie con molto piacere. Di YouTube chiaramente. Non l'hai detto, la gente non lo sa. È il canale più famoso di Calcio Napoli 24. A Napoli è famosissimo. Quante ne sai, brighella di un Vincenzo Testa. Siamo giunti in conclusione dell'edizione odierna di Caffè Sospeso by Lollo, terza puntata settimana prossima come sempre di venerdì. Ringrazio ancora una volta il nostro Vittorio Bernardo in cabina di regia, Vincenzo Testa ed Emanuel Cerruti. Ciao a tutti, forza Napoli, Emanuel, e seguitelo tra l'altro sui social, tutti i canali. Emanuel Cerruti, Vicoleria, tutto. Esattamente, questo va detto, che altrimenti pare che ci facciamo solo la pubblicità da solo, invece dobbiamo portare
portare avanti quello che è un Grazie. progetto davvero meritevole. Detto questo, termina qui Caffè Sospeso by Lollo. Da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di una buona serata e buona continuazione con i programmi di Calcio Napoli 24 TV.